Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Ve l'avevo chiesto tempo fa, avevo ricevuto una risposta positiva da voi, quindi eccovi il room tour. Non vi aspettate chissà che, però dà soddisfazione perché io una cameretta bene o male ce l'ho avuta, sempre avuta, ma mai come questa. Cioè, prima la mia camera era molto più grande, però non aveva nulla di tutto quello che c'è qui dentro, quindi per me è un po' come se fosse la prima cameretta, e io direi di non cincischiare, di farvi vedere com'è. Allora, prima di farvi vedere la cameretta è necessario farvi vedere dove ho, tra virgolette, operato fino ad adesso, ovvero questa camera qui. Questa è la camera da pranzo. Io all'inizio, prima facevo i video sedendomi su questo divano e avevo questa scrivania davanti, poi recentemente ho spostato il tutto qua, avevo la scrivania qua e la sedia qui, e poi da quando mi sono spostato di qua, perché la cameretta, la cameretta sta da quest'altra parte, ho spostato tutto questo qui con una mia compagna di vita, perché questa per me è vita, la macchinetta del caffè, e il computer che ho sempre usato fino ad adesso. Adesso sto facendo vedere una cosa a mia madre in TV, quindi è collegato col Chromecast eccetera eccetera, però è stato questo il mio compagno di YouTube per tutti questi anni a questa parte. Non sputerò di certo sul piatto dove ho mangiato, però ha fatto il suo tempo. Poi qui la TV è minuscola perché l'ho cambiata, perché la TV che era qui l'ho portata di là, quindi adesso stiamo per entrare a vedere, cioè già si intravede qualcosa, stiamo per entrare a vedere la mia nuova cameretta. Ta-da! Allora, vi faccio, questa è la parte più importante sostanzialmente. Lì c'è il monitor con la webcam, monitor installato di recente, infatti ho aspettato a fare questo video perché avevo bisogno di che venisse completata questa parte, perché il monitor di prima era alquanto brutto e dava anche dei problemi. Intanto accendo anche il computer con tanto di tastiera e mouse RGB, ovviamente era una delle cose che speravo di avere. Questo è l'effetto della tastiera e del mouse visti da così. Poi qua non c'è stato a far caso, ma stavo a firmare i fogli per la seconda dose del vaccino, e questo è il computer, ok? Poi qua abbiamo il microfono che al momento è spostato qui, non so perché ho dei sti cosi qua, sti pettini sparsi per la camera, però vabbè. Ovviamente quando devo registrare qualcosa il microfono andrà esattamente qui, vedete? Questo è il mio. Poi qua abbiamo, tanto fatemi mettere il telefono sopra la carta, sopra la tessera sanitaria, così onde da qualsiasi cosa. E qui abbiamo la PlayStation con due joystick. Poi qua abbiamo la TV che molto probabilmente sarà qui, dove sarà la mia nuova TV operativa. Sì, di là ho Sky, ma visto che Sky trasmetterà soltanto 3 partite a settimana, 3 partite a turno, probabilmente mi inventerò qualcosa per vedermi tutte le partite qui. Spero di riuscirci. Tra l'altro qui ho collegato sia la Play che la Fire Stick TV, quindi userò quella per vedere le partite. Non so come, non so con quale applicazione, però sono certo che userò quella. E poi qui abbiamo un letto dove dormo e il ventilatore, che in questo momento è il mio compagno di vita più importante. E poi qui abbiamo una finestra
che io al momento ho chiuso perché per evitare i rumori. Tra l'altro si è anche annuvolato un pochino, c'è chi ha ancora la bandiera dell'Italia al balcone. Apriamo perché fa veramente caldo. Tra l'altro si è annuvolato all'improvviso, cioè c'è una sola nuvola che è andata a finire sopra il sole. Giustamente quando mi serve la luce per registrare se ne va via. E poi qui abbiamo, cosa non meno importante, una sedia da gaming. Una sedia da gaming con sopra questo asciugamano, tra l'altro della Sardegna, preso di recente. Oh, riecco il sole. E ho messo questo asciugamano per evitare di lasciare la mia pelle sopra la sedia, perché la sedia è fatta di finta pelle e quindi se mi siedo e sudo, se mi siedo e sudo va bene, però se mi siedo normalmente poi la pelle me la strappa. E questa è finita, ragazzi. Poi qua l'ho fatta alla rozza calcolando male le distanze. Ci sono i due cavi Ethernet che portano internet, il cavo blu al computer, il cavo giallo alla PlayStation. Ho calcolato decisamente male le distanze perché sarebbero dovuti stare là dietro, però ha già sbagliato. E niente ragazzi. Niente ragazzi, la stanza è questa, non è assolutamente nulla di così eccezionale, ma per me è un grandissimo traguardo, veramente un grandissimo traguardo, perché un qualcosa di simile io non l'avevo mai avuto in tutta la mia vita. È diventato il mio piccolo studio questo alla fine e sono felicissimo di questa cosa. Poi tra l'altro ho anche i quadretti sul muro eccetera, cioè tipo quello là di quando ci avrò avuto 7-8 anni e stavo con la maglia del Cagliari. Poi ci stanno altre cose che aveva appiccicato qui mia madre, perché qui ci dormiva mia madre prima. E sono veramente contento, sono curioso di sapere se a voi piacciono questi tipi di video, se vi è piaciuto il video, se vi piace sapere queste piccole curiosità. Fatemi sapere se è una tipologia di video che vi può piacere. Detto questo io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video.